I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? Sì. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera ci sentiamo di dirvi Bucci, ovvero il centrodestra che ci piace. E sì, perché di oggi la notizia è su tutti i siti, su tutti i giornali, che il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, per le elezioni regionali della Liguria che si terranno tra un paio di mesi, non perché il mandato del governatore uscente vada a scadenza naturale, ma perché, come sapete altrettanto tutti, il medesimo governatore uscente è stato sostanzialmente sbalzato di sella, sbalzato dal governo dove lo avevano messo i liguri, esprimendosi col libero voto democratico, da un colpo di mano giudiziario. Di fronte a questa brutta notizia per la democrazia italiana, il centrodestra però oggi ci condivide una buona notizia per lo stato di salute del centrodestra medesimo, perché nel metodo e nel merito la candidatura Bucci è un'ottima candidatura che non solo non arretra rispetto a questa offensiva diciamo giustizialista giacobina, ma rilancia perché anzitutto per il profilo della persona. Marco Bucci ha una storia manageriale, imprenditoriale molto importante, ha lavorato nell'industria farmaceutica, in grandi industrie all'estero, anche americane, è un uomo non solo di gestione ma di visione, lo è stato prima nel suo lavoro, lo è stato indubitabilmente da sindaco di Genova, dove è stato tra i protagonisti del cosiddetto modello Genova, cioè del fatto oggettivo che dopo la ferita mortale, o apparentemente mortale, del ponte Morandi, la città non solo si è ripresa al meglio, ma ha risolto degli snodi incancreniti da decenni. Ha realizzato un nuovo ponte San Giorgio, ha realizzato nuove infrastrutture come non si vedeva da tempo, ha riqualificato le periferie genovesi, ha espresso oggettivamente un buon governo che gli è riconosciuto trasversalmente, peraltro. In questo senso è stato uno dei protagonisti del buon governo della Liguria, perché ovviamente
in tutte le regioni il capoluogo è baricentro, diciamo, della vita amministrativa, in Liguria a maggior ragione, quindi è protagonista anche della stagione del buon governo uscente, che non solo non viene rinnegata, ma viene ribadita. E poi anche nel metodo. Anzitutto Bucci è un civico, quindi nessun partito metterà il cappello cappellino, non ci saranno letture maliziose su quale partito spinge più sull'acceleratore o no. In Liguria a maggior ragione deve vincere il centrodestra per una questione di ripristino della fisiologia democratica. È un civico all'altezza. È un civico che ha dimostrato nel privato e nell'amministrazione pubblica di essere all'altezza. Non sempre, dobbiamo dirlo, nel recente passato il centrodestra, anche in città importanti, aveva espresso candidature così all'altezza. Spesso avevano giocato contro veti incrociati, piccole gelosie, ritrosie anche della società civile, perché non è che solo la politica deve prendersi le sue responsabilità. In Liguria tutto questo invece è andato bene. I leader del centrodestra sono stati lucidi, uniti, e oggi propongono la miglior candidatura possibile. E quindi non possiamo che augurarci che il merito, il metodo della candidatura Bucci da qui in poi sia il modo d'agire del centrodestra, a maggior ragione nelle città importanti. Grazie a tutti, a domattina.